Buonasera, siamo qui con il tecnico di Scandiano, Enrico Mariotti. Mister, avete fatto una partita splendida secondo me, dove avete dominato per lunghi tratti del match, d'accordo? Sì, direi che venivamo da due sconfitte, l'ultima in particolar modo a un secondo dalla fine a Camaiore. Venivamo da una situazione particolare mentalmente, principalmente era quello l'aspetto da gestire. Credo che siamo entrati bene in pista, i ragazzi sono stati fantastici fin dall'inizio. Contro un Sarzana coriaceo, esperto, di qualità, ben messo in pista, e quindi credo che abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello e mi sono infatti complimentato con i ragazzi fin da subito. Abbiamo tenuto bene nella parte difensiva, tranne qualche situazione che chiaramente ci sono anche gli avversari, e forse l'unica cosa alla quale stasera non siamo stati come al nostro solito è nelle conclusioni, qualche gol di troppo sbagliato, ma ci stava in questa partita perché era una partita per noi fondamentale, anche in funzione del fatto che con questa ci siamo assicurati la semifinale di Coppa Italia in casa. Eh sì, infatti come ha detto lei avete sprecato tanto perché allo stesso tempo sono state create parecchie palle gol. È sicuramente un aspetto su cui lavorare e migliorare in futuro? Beh, migliorare c'è sempre da migliorare tanti aspetti, chiaramente in fase realizzativa normalmente siamo più cinici, però come ti ho detto all'inizio siamo venuti da due sconfitte, da un periodo non semplice, da un infortunio di Bozzetto, quindi ecco, sono cose che non devono, diciamo, essere un alibi o una scusa, ma a livello mentale chiaramente sbagli, arrivi quella frazione di secondo in ritardo e sbagli il gol, no? Perché poi oggi ad altissima velocità è una questione proprio di centimetri, e stasera non è che siamo stati perfetti come normalmente lo siamo, però la partita alla fine l'abbiamo gestita dall'inizio alla fine e siamo stati molto bravi. Dunque, 3 punti importanti, io la ringrazio, dunque ringraziamo il mister di Scandiano, Enrico Mariotti. Buona serata. Grazie, grazie a te, grazie a tutti.